appassionati di calcio, un cordiale saluto da Riccardo Austini e benvenuti al Circolo Sportivo Stella Azzurra per la finalissima del torneo Coppa dei Campioni. In campo Hellas Verona contro Amsterdam. FC Amsterdam attaccherà da sinistra verso destra, appunto l'ultima squadra appena citata, da destra verso sinistra il Verona. Per quanto riguarda il sorteggio tra palla e campo, sono i giocatori dell'Amsterdam con il fiorino. C'è una grande nebbia, ma non perché perché il clima ci propone questo, ma perché sono stati accesi i fumogeni. Beh, d'altronde questa è una finale, c'è tanto entusiasmo, come anche giusto che sia. Tutto pronto, si attende il fischio d'inizio dell'arbitro e da inizio dunque questa finale ci si augura solo tanto divertimento. E già il primo contrasto viene vinto dai giocatori dell'Amsterdam, che adesso provano ad avanzare, ma c'è subito un altro contatto. È chiaro, in un campo così piccolo di calcio a 5 ovviamente il possesso palla passa da una squadra all'altra in pochissimi secondi, anche perché poi si gioca a ritmi molto elevati. Chiaramente si inizia così, è una finale. E ricordiamolo, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari ci saranno i calci di rigore. La lotteria prevede non 5 bensì 3 rigori. Comincia per le belle questo incontro già con un calcio di punizione respinto dalla barriera, possibilità di un altro tiro, c'è deviazione, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Amsterdam, che mette il pallone a terra, batte di prima al tiro che non finisce così tanto lontano dallo specchio della porta difeso da Fidati. Si può riprendere con un semplice rinvio da parte dell'estremo difensore in maglia azzurra, che allarga sulla destra, allarga per modo di dire, anche perché il campo è molto piccolo, ricordiamo all'incirca 25 metri. Triangolo che si stava per chiudere, una giocata molto interessante che per adesso vede l'Amsterdam in attacco, possibilità per il vantaggio, no, perché Fidati la mette in calcio d'angolo, più Amsterdam che Verona. E allora angolo battuto destro al volo, ma la mira è sbagliata, ma il pallone rimane in campo. In due tempi poi il Verona allontana la minaccia. Mettiamoci in posizione. Amsterdam più ispirato, sta cercando di schiacciare i propri avversari nella metà campo. Fase di studio adesso della squadra con il fiatino, l'FC Amsterdam. Bravo Robby! Serie di passaggi, anticipo, allora che Boni sbaglia il passaggio, anche perché poi la difesa si stava chiudendo molto bene. In tre sono tornati indietro, ad esclusione dell'unico attaccante che l'Amsterdam ha lasciato nella metà campo avversaria. Rimessa battuta, si ricomincia, adesso si sistemano a rombo i giocatori con il fiatino, così come appunto i loro avversari. Una degli schemi più semplici con cui mettersi in campo, non riesce a tenerla in campo. Fidati appoggia per Carbone, poi ottima la giocata, il destro e il portiere la blocca. Sembrava gli fosse sfuggito il tiro di Guglielman, così poi non è stato. Se l'è vista brutta però Simone Conti. Poi il contropiede del tiro, c'è una deviazione, calcio d'angolo, stavolta è uscito fuori dai ranghi il Verona, che chiaramente non poteva continuare così, e già due volte con Roberto Guglielman va un passo dal vantaggio. Calcio d'angolo intanto per la squadra giallo-blu, battuta corta sempre da Guglielman, ancora fa tutto da solo, guadagna un altro tiro dalla bandierina. La battuta, guardati il tiro che sembrava diretto verso la porta, poi attraversa orizzontalmente tutto il campo, ma comunque è riuscita a rinvio dal fondo, battuto subito. Ancora
in verticale l'Amsterdam prova a creare qualcosa. L'ultimo tocco, se non vado errato, è del giocatore con il fiatino. Infatti aveva ragione Carbone, che adesso si appresta a battere la rimessa laterale, toccando corto al compagno più vicino che ha. Zaccardo per Guglielman, guardati, se ne va allungandosi il pallone, poi prova ad allargare la mira, forse un po' troppo, non c'è deviazione, invio dal fondo, ma bella l'iniziativa del numero 10, non male, davvero. Conclusioni ce ne sono state in questi primi 5 minuti. Inizialmente più Amsterdam e poi sembrava fosse uscito il Verona, adesso è tornato tutta la normalità. Poi attenzione che intervento, mamma mia. Ha fatto un brutto intervento quello del numero 11 Luca Zaccardo, che sbaglia completamente il tempo di inserimento per compiere appunto l'intervento. Ora però c'è un calcio di punizione molto interessante per l'Amsterdam. 3 uomini in barriera. Si attende il fischio. Toccata per un compagno libero, fidati. Il tiro aereo centrale. Forse c'è un'altra possibilità per l'Amsterdam, che adesso prova a girare attorno all'area di rigore. Pallone sul destro, poi ancora un'altra volta in scivolata Zaccardo. Sta rischiando tantissimo per il numero 11. Il fallo però lo ha subito lui, o meglio, lì a 2 passi l'arbitro sicuramente ha visto un'irregolarità. Punizione Verona, ma sta rischiando tantissimo il numero 11 Carbone. Passaggio di prima, ma lo sbaglia. Poi ancora Carbone la mette in rimessa laterale. Cambia versante la squadra col fiatino e ancora Zaccardo a combattere. Passaggio di prima, forse poteva tentare la conclusione, non se l'è sentita. Cerca di guadagnare i metri la squadra che ha i colori sociali blu e celeste. Poi Zaccardo, bravo, spalla a spalla a vincere il contrasto. Può andare il numero 11 che ha un po' di spazio, prova la risposta di Conti in calcio in rimessa laterale. Guglielman si gira, torna indietro da Carbone, ancora il filtrante che non passa, adesso però 3 contro 1. Comunque era ben sistemata dietro la difesa del Verona. Serve proprio. Grazie, a vita. Calcio di punizione ora in una zona molto interessante. Fischia l'arbitro, la conclusione che si infrange sulla barriera ed ora c'è rimessa laterale sempre dal versante offensivo sinistro dell'Amsterdam, che sta cercando il guizzo giusto. Ancora un'altra rimessa. Se ne stanno andando i primi 10 minuti del primo tempo. Poi c'è un contatto, ma non c'è fallo.
Non c'è fallo in difesa, anzi in attacco. Fidati vuol fare ripartire i suoi. Gran giocata intanto, pallone sul sinistro, provato, palo! Ha un passo dal vantaggio, un'altra volta al Verona. Quanti falli stiamo noi? Passo dietro. Piseddu. Poi legge ancora bene un'altra volta l'anticipo, il numero 71 Carbone. Poi possibilità adesso per andare in vantaggio, il piazzato, Fidati con un piede consente a Guglielman di ripartire, vuol fare tutto da solo il numero 14, la deviazione finisce a Carbone, poi Piseddu, non c'è mano, ancora Piseddu, si affeziona troppo al pallone, poi mettendoci il piede fa sì che torni dal suo portiere, invio lungo, colpo di testa, calcio d'angolo, e questa può essere una bella opportunità per il Verona. Si gioca in spazi stretti, pallone messo al centro per nessuno. Adesso attenzione, può ripartire l'Amsterdam. Ancora si riprende il pallone, il destro, palo! Un'altra volta, e stavolta c'è pure la sfortuna perché il pall'interno è fuori. Partita davvero molto interessante. Zaccardo a cercare Piseddu, in un primo momento lo stava, anzi l'aveva trovato, poi c'è stato il bell'anticipo del difensore dell'Amsterdam. Piseddu toccava corto per Guglielman, no, soluzione più difficile, stava per provare la botta di prima al volo Benedetti, che poi batte il corner, è troppo forte, attraversa tutto il campo. C'è stata per una deviazione ancora rimessa per il Verona, sempre con Piseddu che torna da Zaccardo, ancora Benedetti che vuol dare il suo contributo dal suo ingresso in campo. Guglielman si gira molto bene, può provare a calciare, ha un po' di spazio, però non ci mette la forza giusta per impensierire Conti. Bravo Guglielman, sfruttando il fisico a crearsi lo spazio per calciare. Ancora Guglielman a metterci il piede per negare appunto al terminale offensivo dell'Amsterdam di calciare, ma sono sempre lì i giocatori dell'Amsterdam che adesso si avvicinano, provano il tiro. C'è stata una deviazione ma dell'ultimo giocatore con il fiorentino, per cui non è angolo, infatti non lo è, si batte ma troppo in fretta. Calcio d'angolo Amsterdam. C'era comunque Fidati che stava coprendo il primo palo, magari voleva trovare una deviazione. Benedetti può tornare da Fidati, un po' in difficoltà il numero 16 che con astuzia e caparbietà si prende la rimessa. Poi Piseddu di nuovo verso Benedetti che forse non se l'aspettava questo 1-2 inaspettato, appunto. La rimessa per l'Amsterdam, ancora 0-0, ci avviciniamo al quarto d'ora del primo tempo.
Poi rischia di complicarsi la vita Piseddu, riesce a metterci una pezza. Benedetti di prima per Piseddu che ha un poco di spazio, poi viene subito recuperato, ma Piseddu fa tutto da solo, passa in mezzo a 1-2, poi alla fine subisce fallo perché c'è stata una scivolata di troppo. Punizione Verona in una zona abbastanza interessante. Non siamo molto lontani dalla porta difesa da Conti. C'è Zaccardo pronto a scaldare il sinistro. Due uomini fa mettere in barriera Conti. Zaccardo scalda il mancino, lo prova, tiro sulla barriera, forse un'altra chance, ma torna indietro da Benedetti, ancora in diagonale verso Zaccardo, così non è stato letto bene l'anticipo, è 3 contro 2, possibilità per andare in vantaggio, poi Zaccardo, mamma mia che bravo comunque, perché si assume dei rischi incredibili, ma fin dei conti siamo alla finale, non si può concedere nulla. Benedetti, Bujelman di prima per Piseddu. Piseddu al pallone sul sinistro, la passa a Benedetti che prova il tiro, finisce fuori a fil di palo, ma c'è stata una deviazione. Giocata corta, Benedetti decide di tornare dal suo portiere, che tra l'altro è l'unico nella sua metà campo. Adesso si è avvicinato Zaccardo a dare manforte affidati, che comunque poche volte è stato chiamato in causa, ma si è fatto trovare sempre pronto. Zaccardo con qualche difficoltà, in maniera un po' goffa, Conti para, ma il suo compagno di squadra tiene il pallone in campo. Possono ripartire i giocatori con il fretino. Possibilità per verticalizzare che si incenerisce in un attimo grazie anche all'anticipo di Benedetti. Bujelman è attaccato, torna saggiamente all'indietro, colpo di tacco per Zaccardo che ha un po' di spazio, ha dimostrato che ha anche un bel tiro, oltre che a leggere bene quasi sempre i tempi per effettuare un intervento in scivolata. Conti, Zaccardo attacca l'uomo, scivola, Bergellini se non vado errato, c'è rimessa per l'Amsterdam in zona d'attacco, al centro, pallone che passa, però la rimessa è sempre per la squadra che sta attaccando. L'ultimo tocco è stato di un giocatore del Verona, palla messa subito in mezzo e poi Fidati si accovaccia nel prendere il pallone e poi rischia di scivolare. Benedetti ha un po' di spazio, lo sfrutta per prenderselo. Piseddu, gli viene chiamato l'avversario, forse un po' troppo tardi, ma comunque è bravo a tenere il pallone. Di nuovo Piseddu, cambia bene versante per Benedetti che liscia clamorosamente il pallone. Può capitare, per carità. Conti scambia con Bergellini, poi di prima la vuole passare a Conti che non credo l'abbia tenuto in campo, infatti la rimessa è per il Verona. Il tempo ancora regge, speriamo che ovviamente non
per laggiù il diluvio, perché andrebbe anche a rovinare quella che si incui è una partita molto divertente, nonostante il parziale che dice ancora 0-0. Attenzione, occasionissima per il vantaggio, esce Conti benissimo, poi Piseddu sì la tocca per ultimo, ma è andata davvero vicinissimo al vantaggio la squadra in maglia giallo-blu. Time out e poi si riprenderà con un rinvio dal fondo da parte dell'FC Amsterdam. Ti ripeto, occhio per l'unica perché questo non basta, l'uomo dove viene il tempo tutto il mondo. Attento, tutto più interno, più interno. Di nuovo in campo, ricordiamolo, si gioca sulla base di tempi 2 da 25 minuti. Zaccardo, incentivato dai suoi compagni di squadra a calciare, anche quelli in panchina. Pallone per adesso finisce sotto le braccia di Conti. Dai. Questa parte a sinistra, occhio, Sacco, dai dietro. Conti cambia il gioco perfettamente, trovando un compagno libero che può provare a calciare. C'è la deviazione, indovinate un po', di Zaccardo, sicuramente uno dei migliori del Verona, nulla da togliere agli altri, per carità, però si è contraddistinto molto. E infatti un'altra volta Zaccardo spazza, certo, bene, ma non benissimo, in rimessa laterale all'altezza del centrocampo. Poi dai, vai, di prima riesce molto bene, non c'è fallo, si continua. L'Amsterdam fa bene a non fermarsi. Conti può provare, il tiro subisce una deviazione, anzi era Bergellini, e c'è calcio d'angolo. Ancora 0-0, strano ma vero per quello che abbiamo assistito sin qui. Scucchiaiata troppo verso Fidati. Pallone a cercare Piseddu, poi ci ha provato, guardati, palla all'indietro per Fidati. Benedetti lo lasciano andare e si guadagna, si porta a casa l'ennesimo calcio d'angolo. Al limite dell'area Benedetti prova, c'è deviazione, sinistra al volo, Conti senza problemi spazza subito, un rinvio che non difficile da spiegare perché non c'era neanche nessuno della sua squadra. Lascia, faccio io. Poco più di un minuto al termine, poi chiaro toccherà verificare se l'arbitro riterrà opportuno concedere
un po' di recupero, non credo, a mio modesto parere. Imprega con se stesso Zaccardo, si aspettava la traiettoria del pallone ben diversa rispetto al suo movimento. Amsterdam ha abbassato un pochino la pressione rispetto a come aveva iniziato l'incontro. Conti, vediamo cosa farà. Ha un po' di spazio, allarga e saggiamente, guardate, la mette in calcio d'angolo. Ancora Conti, tocca corto, possibilità del tiro, deviazione, riprovata adesso, Conti, bravo, perché quantomeno ci ha provato a tenerli in campo, non ci è riuscito, a mai demordersi. Triangolo che non si chiude, un tocco di troppo di Guardati, rovina tutto, un minuto di recupero. Sancito cerca sempre la verticale l'Amsterdam, adesso ci ha provato in orizzontale il Verona senza trovare fortuna, anzi rimessa Amsterdam. Poi attenzione, 3 contro 1 e Fidati nega la gioia del gol. Benedetti, giocata di classe, Guardati vuole cambiare versante, non riesce, subisce fallo, ma non c'è tempo per batterlo, finisce la prima frazione di gioco, 0-0 il parziale.